Suo marito adesso è tornato a casa questa notte? Non abbiamo niente da dire. Però volevamo capire cosa è successo per via dell'investimento. Signora, ti ho chiesto già gentilmente liberare subito la scala. Così la moglie ucraina dell'investitore quarantenne italiano di Via Piave a Mestre, soltanto una manciata di ore prima del cambio di imputazione dell'accusa a carico del compagno, da lesioni trasformatesi nel reato di tentato duplice omicidio. Ieri l'hai visto il tuo amico tunisino che è stato Sì, dimesso? ieri sera, stanotte, insomma, l'ho visto. Ecco, cosa ti ha raccontato di quella serata? E ha detto bruttissimo che comunque andava avanti e indietro con la macchina e lui, c'ha mezzo viso tumefatto. Nelle parole di Giselle, amica delle due vittime investite la notte del 30 settembre scorso, il racconto di quelle ore da incubo, gravissimo manello per tutti Nello, papà di 4 figlie piccole, 40 anni, napoletano, in fin di vita, sempre in rianimazione all'Angelo, dopo che il pick-up blu gli è passato addosso ben 3 volte, così dal racconto degli amici tossicodipendenti. Avevano litigato, aveva uno screzzo appunto col ragazzo tunisino e quello era il destinatario del che. E dopo mi ha detto che appunto il tipo è sceso e gli ha dato una martellata in testa al napoletano, Nello, insomma. Stando alla ricostruzione anche delle indagini della Procura di Venezia, infatti, l'investitore, dopo aver visto dalla telecamera piazzata nel pianerottolo i due uomini, pare mentre si stessero facendo una dose, fermi sotto la sua casa utilizzata come B&B, come conferma anche la moglie, Questo è avviso delistico. sceso in strada, già colmo di rabbia, brandendo un martello, al culmine dell'ennesima lite avrebbe sferrato diverse martellate in faccia e in testa anche alla sua seconda vittima, il tunisino 45enne, che ha rimediato a 23 punti di sutura con politraumi allo zigomo. La gente qui giustamente ci abita, deve dormire e noi magari siamo un po' alterati, ok, sbagliamo anche noi, però non da fare queste cose, non serve arrivare a questo punto. È una Mestre dove la perdita di controllo del territorio è oramai più che acclarata. Magari ti dicono andate via, cioè giustamente non è bello, non è un bel vedere, però allora che ci diano un posto, che così almeno noi possiamo stare lì e tranquillamente non diamo più fastidio a nessuno, perché anche a noi dà fastidio che comunque ci dicano su e tutto quanto e non è neanche bello per noi farsi vedere.